Secondo me Gentilini direbbe che una falcata più veloce potreste anche farla, visto che siete attenti. Direi proprio di sì. Allora io a rotazione andrei con gli allievi nazionali e poi mister Stefano De Alini. E andiamo subito con la terza, i giovanissimi nazionali con il mister Daniele Nicolini. E quindi scegliendo di età, esorditi professionisti con il mister Claudio Di Spirito. Dopodiché abbiamo le squadre dei campionati regionali. Quindi con i campionati regionali entrano gli allievi sperimentali con il mister di Roberto Rizzo. Io non so quanti di loro hanno già giocato su questo terreno, però secondo me un po' di emozione lo stanno provando. Sì, li vedo anch'io. Allora, a chiudere quello che è l'elenco delle squadre dei giovani, ci sono i giovanissimi sperimentali di Fabio Dalbò. Benissimo, si stanno posizionando tutti quanti intorno a noi, che bello vedere così tanti amanti di questo sport. Sì, ma soprattutto insisto, pensa all'emozione di stare in questo campo. Come si vive il fermento prima di una partita? Io non ho mai giocato a calcio ed è meglio che non lo faccia. Quindi sei l'ultima persona che vuole giocare. Dopo di te sì. Bene, Una delle domande che naturalmente chiederai ai giocatori quando entrano. quindi con loro chiamiamo anche il responsabile del settore giovanile Fabiano Chiorotto e i preparatori dei portieri. E uno io lo conosco molto bene, insomma lui ha giocato col Quino per 11 anni, portiere appunto, ha anche allenato il settore giovanile del Giorgione di Castelfranco, insomma potremmo dire il Walter Zenga e noi altri, Federico De Marchi. E naturalmente anche Marco Solagna. E facciamo entrare anche il preparatore atletico Stefano De Angeli e il preparatore alle attività di base Eleuterio Falconieri. E per finire il collaboratore Ivano Zanotto. Quest'anno poi a Treviso, oltre, cioè il settore giovanile non è composto solo da queste compagini, ma nasce anche il Treviso Academy, che comprende ragazzi dai 5 ai 12 anni, sono gli esorditi pulcini, i cui mister sono Nicola Milani, Luca Zornio, Massimo Begotto e Stefano De Angeli. Vi pregherei naturalmente di entrare. E nel consiglio direttivo di Treviso Academy c'è il presidente Ennio Filippetto, che poi vorrei qui con noi un attimo, Giuseppe Camarina e Oriente Arniotto, vicepresidenti, Renzo Semenzato, Stefano Realini, Franco Mettiola e Stefano Grande. E eccolo qua, Ennio Filippetto, dato un volto che ovviamente a BGC ci vive da una vita. Buonasera. Buonasera.
Allora Filippetto, ci spieghi che cos'è Treviso Academy e soprattutto quali sono lo scopo e gli obiettivi di questa realtà. Sì, beh, innanzitutto Treviso Academy è un progetto che è nato da un'idea, diciamo, sinergica tra il Presidente Corretto e me. Poi abbiamo cercato di costruirci la squadra, che sono dopo appunto i vari allenatori, ma anche i dirigenti, a partire dai vicepresidenti che dopo presidenterete, dei consiglieri. Prima di tutto quindi una squadra importante e una squadra solida per far cosa? Per dare all'Academy un prestigio dato anche dall'immagine, un'immagine fondata non solo sotto l'aspetto tecnico, ma specialmente sotto l'aspetto educativo. Cioè i ragazzi che vengono all'Academy imparano sì a giocare a calcio, ma imparano anche a essere sotto l'aspetto comportamentale dei ragazzi che saranno imperniati sull'educazione, oltre che all'aspetto motorio e l'educazione motoria. Quindi anche una prospettiva socio-culturale poi dell'Academy, insieme collaborando naturalmente con il comune di Treviso e con la provincia di Treviso, proprio per dare una importanza sotto l'aspetto socio-culturale, quindi con manifestazioni e lo spirito di squadra è importante in tutti i campi nella vita, no? È fondamentale, secondo me, se non c'è lo spirito di squadra non si va a distante. Bene. Allora ringraziamo anche Filippetto, facciamo il bocca al lupo a lui, a tutti i suoi collaboratori, a tutti i ragazzi che sono qua schierati, allenatori, dirigenti eccetera eccetera, e questo schieramento di giovani farà da cornice alla presentazione della prima squadra. Siamo in procinto di, quindi io direi un gran applauso a tutti i ragazzi